E intanto benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna che ci accompagna in questi mesi qui ai musei. È una serie di conferenze che ha inaugurato un po' con la presentazione del bollettino uscito alla fine del 2023, il quarto numero del nostro bollettino dei musei, e sta proseguendo un po' con l'illustrare le attività che svolgiamo, ma anche dando l'occasione agli studiosi che hanno fornito i loro contributi per la pubblicazione di presentare in maniera più estesa le loro ricerche, gli esiti delle loro ricerche, anche spesso insomma fornendo dettagli o immagini che un po' per motivi di spazio, o di forma del bollettino non è possibile magari estendere in maniera completa. E oggi abbiamo qui una grande amica, esperta, conoscitrice, insomma una nostra cara affidata, per così dire, tra virgolette, che è la studiosa Flavia Gasparini, una studiosa di storia del collezionismo, autrice. Ho portato insomma 2 volumi che sono un po' un documento che teniamo molto prezioso in archivio in ufficio conservazione, perché è qui la sua tesi di laurea, proprio dal titolo Le origini della Pinacoteca Comunale di Treviso, quindi chi se non lei è una delle maggiori conoscitrici un po' dei nostri inventari, del nostro catalogo. Laureata appunto in storia dell'arte all'Università di Padova, specializzata soprattutto nella formazione delle nostre raccolte della Pinacoteca, quindi siamo proprio da metà dell'800 fino un po' alla fine del secolo. La nostra Pinacoteca insomma si è formata attraverso dei lasciti molto cospicui, e uno di questi è proprio anche entro uno di questi lasciti rientra l'argomento di questa sera, il lascito Servagiotto Cerato, che è stato arrivato ai musei, insomma all'istituzione non esisteva ancora la Pinacoteca unita alle collezioni dei musei nel 1891. Un lascito molto cospicuo, arrivato in eredità da Emilio Servagiotto, di oltre 130 opere che si trovavano in 3 delle sedi di famiglia, di palazzi di famiglia: Palazzo Trevisan Cappello a Venezia, il Rio della Canonica, il palazzetto in via Roggia a Treviso e presso la villa di Zenson di Piave. Quindi abbiamo gli inventari relativi al suo tempo dall'Ailo che si conservano, in parte abbiamo qui qualcosa, ma l'inventario vero e proprio nell'archivio storico del comune. E proprio nell'ambito di questo lascito il protagonista della serata è in particolare un ritratto che abbiamo qui anche esposto in sala 7 in Pinacoteca, quindi se visitate il museo lo potete anche vedere. E Flavia Gasparini appunto ci parlerà dei significati, delle origini sia dell'opera ma anche un po' della famiglia entro cui è stato commissionato. Quindi io vi lascio e vi auguro buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, un grazie ovviamente all'organizzazione del museo che ci ospita e al dottor Mazzacasa, alla dottoressa Prado e in primis al direttore Malachina che non c'è ma che è sempre pronto a dare la sua disponibilità a confrontarsi sulle proposte di studi e approfondimenti e che, ricordiamolo, ha voluto riprendere la pubblicazione dei musei e degli istituti della cultura di Treviso, uno strumento importante perché registra la vita del museo, registra i restauri, registra i nuovi archivi, registra studi, anche proposte di allestimento, le mostre temporanee e che riceve la competizione perché si rifà a una pubblicazione che è quasi leggendaria nell'ambito della museografia, che fu il bollettino del Museo Trevigiano l'uomo che, ricordiamo, ma siamo tutti amici, ma magari ricordarlo, ha fondato la cultura della conservazione delle testimonianze
Allora, dicevo, il ritratto è questo, è attribuito ormai con certezza a Domenico Tintoretto, è riferibile all'ultimo decennio del Cinquecento. È arrivato in Pinacoteca come ritratto del senatore Cappello, e poi però questa identificazione si è un po' svaporata, diciamo così, e questo è il motivo per cui ho pensato di occuparmi di nuovo di questo ritratto, perché dicevo si è un po' persa questa identificazione, perché Bailo quando lo presenta dice di essere sicuro che si tratti del ritratto del senatore Cappello, ma non sono state fatte indagini, non hanno portato indagini documentabili, e quindi bisogna dire che a parte la guida del libro romanzato che lo ribadisce il ritratto di senatore Bartolomeo Cappello, invece poi Giacoletti nel 27 lo mette tra parentesi rotonda, scusate, tra parentesi mette il punto interrogativo di identificazione. Menegazzi nel suo catalogo quasi lo esclude, si dice che sia, non ci sono prove, e così nell'ultimo catalogo della Pinacoteca del 2019 anche questo viene ricordato come ritratto senatore, però solo perché viene da Palazzo Cappello, ma non abbiamo prove. Quindi qual è il discorso? Che questa memoria poteva andare persa, comunque svanire qualche motivo, ma il personaggio merita tutti i generi, però questo in particolare molta attenzione, perché se è il senatore Cappello di cui parla Bailo, è un uomo che è il personaggio del Cinquecento, la seconda metà del Cinquecento, che è stato al centro di una vicenda personale, politica, familiare, famosissima a suo tempo, ancora adesso, ma a suo tempo veramente strepitosa, e perché il secondo motivo, che secondo me è quello che mi sollecita ancora adesso, è che la sua presenza in Pinacoteca può essere messa in relazione, cioè se lui viene identificato come lui, può essere messa in relazione, si deve male? Avvicino questo solo. Allora, può essere messa in relazione con altri dipinti che sono presenti qui a Santa Caterina e che facevano parte con la raccolta della sua famiglia. Quindi un insieme di cose per cui valeva la pena indagare. Allora, come dice Bailo nel primo numero dell'88 è già chiarissimo su quelli che sono i compiti di chi si occupa di museo, certo conservare, esporre, eccetera, ma lui dice bisogna anche ricordarsi l'origine, la provenienza, i passaggi dell'opera d'arte. Questo è il primo passo, cioè non bisogna dimenticarci la storia dell'opera d'arte, perché la storia ci permette di creare un contesto in cui l'opera è nata, ecco, e quindi di mettere in relazione con tutta la realtà che la circonda, ma anche con quella che viene dopo, perché ovviamente è importante anche sapere i passaggi, perché sono altre situazioni in cui l'opera è stata vissuta, è stata vista, è stata valutata e quindi ha una sua la sua storia ha una valenza importante. Allora, quindi vediamo un attimo la provenienza, i passaggi di questo dipinto, che appunto stava insieme in una raccolta con altri dipinti che sono arrivati qui a Treviso. Viene da Venezia. Se vuoi andare avanti. Eccola qua. Io vi ho fatto uno schema, mi si sente lo stesso se mi allontano? No, si sente. Allora, ho fatto uno schema su quello che è il legato Sernagiotto-Cerato. Allora, quando si passeggia per i corridoi del Museo di Santa Caterina, voi leggete nei cartellini che accompagnano le opere, tantissimi quadri di Santa Caterina hanno indicata come provenienza il legato Sernagiotto-Cerato. È un legato importantissimo perché
porta a Treviso opere come il disegno famoso, lo schizzo di Tiepolo, una bellissima veduta di Guardi, un'opera del Ruschi, un'opera di Sebastiano Ricci, i giovani sposi di Pozzo Serrato. Arriva con questo di Domenico Tintoretto, arriva anche il ritratto di Domenicano di Lorenzo Lotto, che è un po' il simbolo, l'icona del museo di Santa Caterina, eccolo qua. Quindi tutti i dipinti che arrivano con questo legato, donazione, Sennagiotto Cerato. Cosa vuol dire Sennagiotto Cerato? Praticamente niente per quanto riguarda i dipinti. Perché? Perché io adesso ho fatto uno schema che parte dal più antico e poi arriva in basso il Sennagiotto. Vedete, i Sennagiotto Cerato ereditarono la raccolta, ma la raccolta di suo dei Sennagiotto aveva pochissimo. Come ha detto la Eleonora Drago, in casa di Sennagiotto si trova poco, 4 quadri e basta. Il nucleo più antico invece risaliva appunto al ramo della famiglia Cappello, che faceva capo a questo Bartolomeo Cappello del Cinquecento. Allora è inutile spiegare che le famiglie veneziane, cioè c'erano le grandi casate che poi si dividevano in famiglie e qui c'era un capofamiglia che dava origine a tutto un ramo. Allora il Cappello è iniziatore, diciamo, di questa dinastia. E a questo cappello fa capo appunto la parte più antica della raccolta dei quadri. I cappello si tramandano palazzi, tra cui il palazzo in cui i quadri sono stati trovati a Venezia, e anche i beni mobili, fino a un Giovanni Cappello che è all'inizio del Settecento. Muore l'ultimo erede maschio del Cappello, le proprietà di Cappello vengono divisi tra una Lucrezia che sposa un Collalto e una Virginia che sposa un nobile, Bartolomeo Mora. Anche i Collalto si estinguono, ramo maschile, perché neanche ci sono, e alla fine del Settecento tutto viene riunito nella famiglia Mora. Proprietà immobiliari e anche i quadri della famiglia Mora, che è una famiglia nobile di nobiltà recente, una storia bellissima anche questa, che stiamo cercando di approfondire, molto ricchi. Per dire, i Mora sono quelli di Villa Morassuti a Montebelluna, sono quelli di Villa Mora, che poi era del Cappello, nella zona di Bassano, e ancora di Villa Mora a Zenson di Piave, ricchissimi, avevano proprietà dappertutto, inglobano tutte le proprietà che erano del Cappello, compresi i quadri. L'ultimo, Bartolomeo Mora, muore senza figli a Bassano nel 1835 e muore senza eredi, e ha adottato i figli della seconda moglie, che era una Cerato. Quando poi muore anche il suo erede maschio, tutte le proprietà per fede commesso sono rimaste abbastanza integre, vengono ereditate da 2 sorelle, Elisabetta Cerato Mora, perché è Cerato, ma ereditato dal padre adottivo, il cognome Mora, che sposa un Bartolomeo Sacchi di Bassano, e questi vendono tutto quello che hanno, lo vendono. Stranamente, perché questi sacchi sono anche quelli di Bartolomeo Sacchi pittore, che avevano una certa propensione per l'arte, però vendono tutto, mentre l'altra sorella, è tutta una storia di donne, vedete, che ereditano, che è Teresa Cerato Mora, sposa un Sernaggiotto della zona di Bassano, nobile di Casavecchia, consigliere a Venezia, benestante, e lascia tutto a Emilio Sernaggiotto, che è quello che ci lascia tutto a Treviso. Eccolo qua. Allora, questo Emilio Sernaggiotto in realtà quindi eredita la collezione dalla madre, per cui chiama il legato Sernaggiotto in onore della madre Cerato. Ma come diceva la dottoressa prima, quando Bailo va a vedere, perché lui è incaricato di inventariare cosa c'è tra le proprietà dei Sernaggiotto, trova pochissimo.
trova tutto invece, tutta questa grande raccolta, la trova nel palazzo di famiglia di Venezia, che era stato sempre ereditato dalla mamma Cerato, che a sua volta l'aveva ereditato dai Mora, che l'avevano ereditato dal Cappello. Quindi dire legato a San Agiotto Cerato sì, è utile perché sappiamo chi è stato il benefattore, ovviamente importantissimo, però bisogna ricordarsi che alle spalle c'era tutta questa famiglia dei Cappello poi unita ai Mora. Quindi quello che Bailo trova a Venezia e lo trova tutto esposto nella galleria di Palazzo Trevisan. Scusa, mi pare che il successivo sia Palazzo Trevisan, eccolo qua. Questo è il palazzo che conteneva la raccolta San Agiotto Cerato. Allora, Bailo, che ovviamente è entusiasta di questa cosa, appena aprono il testamento dice caspita, vado subito a vedere cosa ci ha lasciato, si fionda prima al Palazzo La Roggia qua a Treviso, trova poco, poi va a Zenson di Piave, nell'altra villa Mora, poi San Agiotto. Qui trova solo una pianeta sacerdotale e credo la lasci lì. Allora va a Venezia e qui fa il colpo grosso, perché nel palazzo che era stato dei Cappello, palazzo bellissimo del 400, tutto ricoperto in marmo, che è proprio dietro San Marco, Rio che allora si chiamava Rio della Canonica, adesso mi pare sia Rio della Malvasia, perché c'era la scuola dei canonici di San Marco, tutto ricoperto in marmo con delle sculture, palazzo bellissimo. Allora qui trova nella galleria, cioè quello che era il portico del primo piano dove venivano esposti i dipinti, trova i quadri più pregiati appesi alle pareti e altri accatastati su delle sedie, su delle stanzine, perché San Agiotto aveva affittato il piano di sopra, addirittura messo nei caminetti. Dunque fa un inventario dal quale risultano 130 dipinti più un'altra decina di quadretti e quindi è un grande acquisto ovviamente per Treviso, perché arrivano tutti questi dipinti. Allora io tornerei un attimo al quadro al numero 2, che è il ritratto di Bartolomeo. Dicevo, tra i 130 dipinti, alcuni poi vengono esposti in Pinacoteca che arrivano, c'è anche questo ritratto che lui cataloga subito come il ritratto del senatore Bartolomeo Cappello. Io ti faccio qua un po' di storia, perché perdere questa identificazione? Chi era questo personaggio? Ecco. Allora, Bartolomeo Cappello è un patrizio veneziano di famiglia importante, sua madre è una Pisani, la famiglia è una famiglia di grandi proprietari terrieri, molto ricca, molto benestante, manca un doge in famiglia, almeno in questo ramo. Sposa in prime nozze una Morosini, nipote della regina Cornaro, ecco, dalla quale ha 2 figli. Rimasto vedovo, sposa Lucrezia Grimani, sorella di quel Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, che credo tutti conosciate, se non altro perché c'è il Palazzo Grimani a Venezia, quello della tribuna, della raccolta archeologica, Palazzo Grimani, che credo adesso sia forse uno dei luoghi più visitati dopo San Marco, dopo l'Accademia, il Correr, perché è veramente favoloso. Quindi faceva parte di quelle famiglie top di Venezia. Pensate, sposare una Morosini, lui è figlio di una Pisani, imparentato con i Cornaro, con i Grimani, ovviamente questo gli assicurava un avvenire di una certa importanza. Lui fa tutto il cursus honorum, vari incarichi in magistratura, nella sanità, nei pregadi, e a dimostrazione del fatto che è molto molto importante, anche se vedremo dopo
ha un'ombra in famiglia. Nel 1574 è scelto il suo palazzo per le vacanze che lui ha a Murano per ospitare il re di Francia, Enrico di Valois, che sta andando in Francia a prendersi la corona, il quale scendeva dalla Polonia e vuole andare a visitare Venezia. Passa anche, tra l'altro, ho letto la cronaca molto simpatica, passa anche per Treviso, si ferma a Carità, si ferma a Sant'Artemio a ricevere il vescovo, il podestà, dorme a Treviso a Palazzo Bersani, possibile, un palazzo, dorme a Treviso, dopodiché viene portato a Marghera, questo re. Venezia ci tiene per il momento politico particolare, ci tiene a far bella figura, festeggiamenti alla grande, vanno a prenderlo a Marghera, gli vanno incontro con delle gondole super attrezzate, con tamburi, con musiche, eccetera, e lo portano attraversando tutta la laguna, tutte le isole, San Secondo, San Cristoforo, eccetera, lo portano fino a Murano e qui lo ricevono a casa di Bartolomeo Cappello, Palazzo di Murano dei Cappello. Quindi questo è significativo. Dopodiché il re dorme lì, cena lì, pare con una cena favolosa in cui c'erano addirittura le tovaglie fatte con zucchero filato, una cosa del genere, e viene portato al Lido Palladio aveva preparato un arco trionfale e poi continuano i festeggiamenti. Torniamo a Bartolomeo. Allora, Bartolomeo è importante, è comunque considerato. Nel 1575 fino al 77 è podestà di Treviso. Purtroppo si deve deve affrontare il problema della peste, perché siamo nel 75, quindi è la peste del Redentore, ma lui era stato un magistrato anche nella sanità, evidentemente conosceva bene le regole, in questo caso, e infatti riesce a contenere molto la diffusione della peste, opera molto bene e esiste, come per tutti i podestà e capitani, c'è una relazione finale che lui scrive, che è molto interessante, è molto anche piena di un po' di superbia, non so, i greci dicevano libris, cioè un po'. Si tiene un po' troppo su, vabbè che le relazioni si fanno sempre così, no? Ci dice sempre le relazioni finali è andato tutto bene, però lui in particolare sottolinea il suo operato. Ho salvato la città dalla pestilenza, l'avevo trovata povera perché i prezzi erano più bassi, sono più bassi a Venezia che a Treviso, ho trovato anche delle liti, dei problemi di relazione tra i trevigiani, insomma la lascia più prospera e più pacifica di prima e salva anche dalla peste. Quindi lui si è comportato molto bene ed è anche molto sicuro di sé, lo si sente nella sua relazione. Purtroppo dice anche una cosa poco piacevole dei trevigiani, poco piacevole. Dipende dal punto di vista. Questa ve la leggo perché è un giudizio veramente tagliente, perché lui ha a che fare ovviamente anche con i nobili trevigiani e con i ricchi trevigiani soprattutto, che ricordiamoci rappresentavano solo 5-10% complessivamente della società, il 90% era popolo. Ecco. E lui dice questo: ho operato bene, però questi trevigiani sono uomini che non sanno far bene e non ardiscono far male, cioè ignavi, quelli che Dante non vuole neanche nell'inferno, sono uomini che non sanno fare né il bene né il male, etichetta terribile, però i documenti bisogna leggerli bene. Lui si riferiva ai ricchi e ai nobili che mangiavano il sangue dei poveracci, i quali invece, lui dice, no, sono bravi i poveretti, si offrono sempre a far lavori, si danno da fare, vogliono aggiustare le mura, se gli chiedi di fare i turni di guardia li fanno, no? E allora dice, questi sfruttano questi poverissimi ma fedelissimi alla Repubblica.
Ecco, quindi una doppia faccia di Treviso. Sono uomini che devono imparare, questi nobili, un po' ad agire per la città. Dunque, quando lui finisce il mandato di podestà e capitano, nel 77, torna a Venezia, questo lo dico io, lo penso io che ho letto le sue carte, convinto di poter accedere finalmente al dogana, cioè, caspita, aveva tutto, aveva la ricchezza, aveva i titoli, aveva le famiglie più potenti che lo appoggiavano. A sto punto, che cosa mi manca? O un procuratore di San Marco oppure doge, ecco. Arriva a Venezia, invece qui lo aspetta una notizia assolutamente bomba, cioè sua figlia, la figlia che era la macchia della sua famiglia, con la quale lui ufficialmente non voleva più niente avere a che fare, sua figlia è chiesta in moglie da Francesco I Medici. Questa figlia è Bianca Cappello. Io non vorrei dilungarmi più di tanto di Bianca Cappello, perché è un personaggio ancora oggi romanzato, romanzesco, si è scritto veramente di tutto e di più. Però in breve questo, Bianca Cappello aveva sposato la figlia del primo matrimonio, aveva sposato un fiorentino, contrariamente alla volontà del padre, donna sicuramente fuori dalle regole, perché sposarsi senza l'approvazione della famiglia era inimmaginabile per i patrizi veneziani, genere per tutte le donne, insomma, del tempo, e era andata a stare a Firenze. A Firenze ben presto, donna bellissima e coltissima, era divenuta amante del figlio del Granduca, poi diventato a sua volta Granduca, Francesco I Medici, e quando entrambi rimangono vedovi nel 78 si sposano prima in gran segreto, con una cerimonia segreta, e nel 79, quindi lui è appena tornato da Treviso, sta sistemando le sue cose, Francesco I scrive una lettera a lui e al doge dicendo signori, io sposo la nobile Bianca Cappello veneziana. Alla faccia di tutti. Perché alla faccia di tutti? Perché sposare una veneziana era fuori della tattica dei matrimoni delle corti europee. I veneziani sono sempre stati fuori dai giochi. Venezia è una repubblica, non c'è un principe da dare in matrimonio, una principessa da sposare, no? Tra l'altro a Venezia non amano avere intrighi con le altre corti, perché essendo tutti i nobili al governo, perché il Gran Consiglio è formato da tutto patriziato, non si vogliono parenti di sovrani e quindi non si vogliono intromissioni nella politica della città. Però ovviamente il Consiglio, il Doge, eccetera, devono per forza far buon viso al cattivo gioco, cioè mica puoi dire no, non ti concediamo di sposare questa Bianca Cappello, tanto più che ormai sta a Firenze, e quindi il Consiglio accetta, ovviamente ben contento di avere una veneziana sul trono ufficialmente, e poi nessuno poteva dire di no a Francesco I, poteva dire di no il Papa, perché questi erano concubini e una concubina secondo le regole Controriforma non si doveva sposare. Potevano dire di no gli altri sovrani che ambivano a far sposare Francesco ad una principessa, però perché non possono dire di no? Perché i medici tengono la borsa, hanno i soldi, hanno la banca e veramente ha fatto grossi prestiti la banca dei medici sia al Papa sia agli imperatori. Quindi si fa il matrimonio nel 1579, Bianca Cappello viene nominata figlia vera e particolare della Serenissima, con questo titolo le viene dato questo titolo che non porta tanto fortuna, perché l'avevano concesso anche a Caterina Cornaro per tenerla buona ad Asolo, e il senatore Bartolomeo con il figlio diventa senatore della Stola d'Oro, un cavalierato di particolare prestigio, ed è quella fascia che vedete con le rose che sta sulla spalla sinistra, che solo i senatori della Stola d'Oro, cavalieri della Stola d'Oro, potevano portare
sempre. Tutti vanno al matrimonio dei Granduchi nel 1579, matrimonio strepitoso, vanno a nobili veneziani, toscani, Gian Cordeo, che neanche al tempo del Papa si era mai visto, festeggiamenti vari, ci va anche Bartolomeo, sua figlia sposa un Granduca, e vabbè, deve farlo, lo fa anche ben volentieri, ci va lui, ci va anche il patriarca di Aquileia. C'è tutta una descrizione di questo matrimonio. Seguono poi 8 anni di grandezza per Bianca, che è Granduchessa, donna mecenate delle arti, conosce Tasso, conosce musicisti, conosce gioiellieri fiamminghi a cui dà alcune opere da realizzare. Inutile dirlo, Francesco I è quello della tribuna degli Uffizi, completa gli Uffizi, completa la villa di Pratolino, insomma sono personaggi incredibili, anche per l'aspetto storico, letterario, artistico. E Bianca è venerata da tutti coloro che passano per Firenze e vanno a trovarla, è riconosciuta unanimemente una grande granduchessa finché è viva, tant'è che Francesco Sansovino, che scrive la Venezia nobilissima, che è una prima grande guida della storia di Venezia, in realtà la prima edizione, e questo adesso è molto dimenticato, è dedicata proprio alla granduchessa Bianca Cappello e alla sua famiglia veneziana. A Venezia cosa succede? Il fratello Vettore il fratello di Bianca va spesso a Firenze, fanno anche affari, commerci. A Venezia arrivano soldi, che vanno depositati alla zecca, la Granduchessa manda regali, manda quadri, e, insomma lo stesso Bartolomeo poi nel testamento che vedremo dirà: abbiamo fatto anni alla grande, insomma i Granduchi sono generosi. In particolare, e qui si sofferma molto a parlarne, poi vedremo perché, i Granduchi promettono addirittura una dote favolosa per la nipote Pellegrina, che è figlia del fratello Vettore. Insomma, 8 anni belli, in cui Cappello hanno quasi una corte in quel bel palazzo che abbiamo visto dietro San Marco, e però la fiaba finisce male. Ecco, diciamo che Bianca è vittima proprio del suo fascino. Sappiamo tutti come va a finire. 8 anni dopo, quindi nel 1587, in ottobre siamo sposati in ottobre, i 2 Granduchi che erano a Poggio a Caiano per una caccia, per una battuta di caccia, muoiono a distanza di pochi giorni uno dall'altro, con un'agonia durissima, cioè brutta, e che dura a lungo di 10 giorni, muoiono. Chi è presente a Poggio a Caiano? Una persona sola della corte, che ha peso, che è il fratello del Granduca Francesco, che è Ferdinando Medici. Ferdinando Medici praticamente fa un colpo di Stato. Dice: questi sono morti, hanno un figlio avuto prima del matrimonio, ma è un bambino, tra l'altro avuto prima del matrimonio, piace poco, e dice: calma, prendo io il potere, qua faccio tutto io, chiama i ministri, ordina, fa. A distanza di tempo è stato dimostrato nel 2006 che furono avvelenati. Qualcuno in Toscana dice ancora di no, perché c'è tutta una storia, insomma, vabbè. Però nel 2006 è uscito uno studio proprio medico che dice che la quantità di arsenico trovata nel corpo di Francesco I era tale da non giustificare, perché si diceva che c'era arsenico per la cura contro la malaria. No, era un quantitativo tale che poi rispecchia esattamente l'agonia che hanno fatto questi 2 poveretti. Insomma, furono avvelenati, e quando muore Bianca, il ministro addetto alla cerimonia chiede cosa devono fare, mentre Francesco è sepolto con tutti gli onori a San Lorenzo, dove stanno tutti i medici. Di Bianca il ministro chiede, dice: della Granduchessa cosa facciamo? Buttatela dove volete, questa è testimonianza, perché la corona l'ha portata anche troppo.
E così Bianca Cappello, nobile patrizia veneziana, granduchessa ufficialmente, granduchessa in Toscana, viene gettata probabilmente in una fossa comune. A Firenze c'è ancora gente che scava in cerca dei resti di Bianca Cappello, perché c'è tutta una leggenda, si dice era dentro sotto una scala di San Lorenzo. Comunque non è mai stato trovato il suo corpo e poi si accanisce contro la memoria di questa donna, si accanisce distruggendo i ritratti portandoli via, tagliando i ritratti del Granduca dove compariva anche lei, scalpellando i simboli della Granduchessa, le grottesche che erano affrescate dove c'era il cappello simbolo della Granduchessa Bianca, si accanisce contro di lei. Uno dice: ma perché? Perché lei aveva un figlio, negando la sua autorità come Granduchessa, lui ovviamente negava la possibilità al figlio di diventare Granduca, perché in realtà era lui l'erede, era stato nominato erede, quindi una vera e propria usurpazione. Ecco, però poi Ferdinando, che era cardinale, si toglie anche la veste di cardinale, diventa sovrano e diciamo poi nessuno fiata. Non vorrei dilungarmi molto, ma se leggete la storia dei Medici troverete che per i Medici era quasi normale queste morti accoppiate che ogni tanto succedono, rientra nella saga dei Medici, veleno, violenza, è l'altra faccia un po' del Rinascimento. Scusa, allora, sì, se poi ci sono adesso i ritratti dopo il Palazzo Trevisan, ecco, scusate, vi faccio vedere un po' di ritratti di Bianca Cappello. Se voi andate a vedere anche lo schedario degli Uffizi, vi dice magari il ritratto di Bianca Cappello, forse si dice, perché in realtà c'è stato anche tutto uno studio recentemente presentato da una studiosa, Paola Galli, che l'ha presentato anche qui a Treviso, che dice: guardate, non sappiamo qual era il volto di questa donna, perché hanno distrutto, portato via tutto, questi sono quelli che si dice siano, questo è un affresco staccato, Bianca giovane, vedete però non si assomigliano, un altro ritratto di Bianca che è sempre Uffizi, se vuoi, questo è quello più diffuso, c'è anche il Museo di Padova di Scipione Puzzone, qui evidentemente è un po' più grassottella, però noi in realtà non c'è nessuno che possa dire con sicurezza è quello. Scusa, cosa resta quindi a Firenze? Quasi niente di Bianca, restano delle grottesche affrescate vicino alla tribuna degli Uffizi che hanno il simbolo di Bianca. I simboli di Bianca erano il cappello, perché lei era Cappello di cognome, quindi un cappellino, e il cigno. Il cigno era proprio, si dice, l'impresa, il simbolo della donna. Il cigno perché era bianco, perché voleva dire virtù, perché voleva dire preveggenza, non è par tanto, comunque ho visto come è morta, però vabbè, insomma, il cigno era la sua impresa. Scusa, vai avanti. Ecco, questo è un altro schizzo di rare immagini di Bianca con Francesco, e quelli che ho trovato. Ecco, questo è molto bello perché questo è il palazzo dove viveva Bianca prima del matrimonio, è in via Maggio a Firenze, via Maggio che è il via Maggiore, vicinissimo al Pitti. Si diceva che ci fosse un sotterraneo, un passaggio che collegava con Pitti in modo che i due amanti potessero trovarsi, ma non lo so perché Francesco viveva prevalentemente a Palazzo Vecchio. Ecco, qui è rimasto, vedete sopra il portale, è rimasto il cappello, è uno dei pochi posti dove a Firenze vedete il cappello di Bianca Cappello. L'ha lasciato lì, tanto quello era il palazzo dove viveva prima del matrimonio. In alto c'è anche il simbolo dei Medici, non so se riesci a vedere un attimino quello con le palle, lo stemma dei Medici, e dall'altra parte tutto questo palazzo che è bellissimo con questi graffiti, si chiamano, un po' particolari, bianco e nero, c'è anche il cigno in varie posizioni, il cigno, simbolo sempre di Bianca. Allora, il contraccolpo anche a Venezia è durissimo, perché qua il nuovo Granduca gli dice sì, senatore stia tranquillo, a Bartolomeo, però non gli passa più niente, taglia tutte le rendite, tutte le provvisioni e la famiglia si trova nei guai. Evidentemente avevano speso molto, ma soprattutto avevano promesso quella grossa dote
per la nipote. Non solo, ma a Venezia gli si chiudono le porte della politica, perché era suocero di un granduca, non lo gradiscono più nel Consiglio, non viene più invitato nel Senato, insomma il cappello non è che vengono esiliati, vengono semplicemente tenuti un po' lontani, tant'è che Molino, che scrive tutta la cronaca bellissima di questi anni, dice si mormorava che avessero fatto troppe cose per proprio interesse e non per la gloria, così come si compete a un vero patrizio veneziano. Insomma, era piaciuto poco anche l'arricchimento della famiglia e questa vita quasi da sovrani. Venezia è sempre stata molto attenta a limitare l'autonomia dei propri patrizi, perché siamo una repubblica, restiamo una repubblica. Questi erano diventati troppo evidentemente importanti. Insomma, Bartolomeo deve far fronte a delle difficoltà economiche. Scusa, dopo c'è... questo è Ferdinando, quando era ancora cardinale. Questo Ferdinando, tanto lo ricordate tutti, perché è quello che costruisce Villa Medici, che oggi è l'Accademia di Francia, a Roma. Cioè, aveva sperperato già un patrimonio, forse è uno dei motivi per cui vuole anche impossessarsi del trono, perché questo spendeva, cioè chi ha visto Villa Medici dentro, io non sono mai stata, però è veramente un'opera che sa veramente dell'incredibile, e lì si era portato anche tutte i suoi ritrovamenti archeologici e poi li riporta a Firenze. Si toglie, non è più cardinale, poi si sposa e ha tanti figli. Vabbè, ecco, allora, quello che succede dopo noi lo sappiamo dal testamento che è disponibile, cioè che si trova all'Archivio di Stato di Venezia, che è citato già nella biografia dell'Enciclopedia Treccani come documento, ma che sappia io nessuno l'ha letto. Completamente non l'ho letto neanche io, ho dovuto farmi aiutare da un amico paleografo, Diego Bortoluzzi, non lo vedo, doveva venire ma non è venuto, perché è molto difficile da leggere, però molto molto interessante. Allora lui dice in questo testamento, dice la verità, dice io sono stato molto sventurato in vita mia, dice. Primo, mi è morta la moglie. Secondo, ricordo un incendio a Murano che gli aveva incendiato la bella casa, quella del re, e ho dovuto ricostruirmela tutta spendendo una fortuna. Poi quando finalmente mi ero sistemato con la figlia granduchessa, no, che mi muoiono questi due, lui non dice parola sulla morte, dice muoiono improvvisamente tutti e due, e la mia famiglia ha praticamente rischiato la rovina, perché il nuovo Granduca non ha mantenuto le promesse, non gli passa più quello che evidentemente passavano prima, né tantomeno paga quella famosa dote. Voi direte, beh va bene la dote. No, la dote per i patrizi era impegnativo, perché senza dote non ci si sposa. Tanto più sei importante, tanto più doveva essere cospicua la dote, ed evidentemente la famiglia ne aveva promesso una dote grossa per questa povera pellegrina. Insomma, il testamento è però un grido anche di, come dire, come la relazione quando ha finito di fare podestà, di autoaffermazione. Lui dice, ok, ho avuto tutte ste grane, però sono riuscito a salvare la famiglia, ho salvato le proprietà della famiglia, ho salvato soprattutto, lui ricorda la proprietà di Cassola, che adesso si chiama ancora Villa Mora, era enorme e posizionata lì dove si incrociano delle strade importanti e anche delle risorgive particolari, era una zona ricchissima, dopo ve la faccio vedere, e questa è la fascetta del suo, scusate, che si trova sopra il testamento e che dice Dies mensis septembris 1593 testamentum illustrissimi domini Bartolomei Capello equitis. Eccolo qua. Poi c'è dentro questo testamento che dice con la solita formula, comincia così, no? Siamo sicuri di morire, però incerta l'ora della morte, per cui chiamo il mio notaio e faccio così. E fa questo testamento. Dice, quindi, relazione finale,
Mi sono capitate tantissime sventure, ho avuto anche fortuna grazie alla figlia granduchessa, grazie a 2 mogli che aveva amato tantissimo, lui dice, però ho fatto fronte a tutto, adesso lascio tutto a mio figlio Vettore con fede e commesso e che salvi quello che è rimasto. Insomma, sono stato un buon amministratore, sono stato un buon pater famiglia, sono stato un buon governatore per la Serenissima, adesso lascio tutto a mio figlio Vettore, dicevo col fede commesso, che è questa disposizione testamentaria con cui si lascia l'erede, però non deve vendere. Ovviamente il fede commesso si può anche bypassare, perché poi c'erano delle situazioni magari di debiti, di cose a cui far fronte, in cui si può. Però il fede commesso salva la proprietà dalle vendite. Scusa, salva la proprietà delle vendite, però il povero Bartolomeo comunque è uno vinto dalla storia, insomma, diciamo così, no? Perché non ha potuto fare la sua carriera politica, il Senato lo tiene lontano, la famiglia non è più ricca come prima. Io ho trovato un inventario del 1659 dove già si vede che il Palazzo Trevisan è lasciato un po' così in rovina, non ci sono più i soldi, ci sono sedie che nell'inventario sono vecchie, le pareti ricoperte di cuori d'oro, che era una tappezzeria di cuoio dorata, che sono tutti vecchi, c'è scritto nell'inventario. E perché le cose non vanno benissimo. Questa è la tenuta, quello che resta della villa di Cassola, che è in vendita. È tutto crollato dentro c'erano degli affreschi bellissimi, pare ci fosse anche una scala tipo quella di Palazzo Grimani con tutte le grottesche sopra, c'erano tantissimi quadri anche dentro, è in vendita, sono passata in primavera, era in vendita, scusa, puoi anche andare avanti, e questo è il Palazzo di Murano, quello del re, c'è solo la facciata. Aveva un giardino sulla laguna, stupendo, era, vi ho detto, quando lo descrivono, una meraviglia, che lo stesso re lo apprezza, e hanno portato via tutto, tutti piccoli steli, non c'è più niente, guarda, non c'è più niente, assolutamente. Ecco, quindi è finito così, no, io vorrei che tu tornassi, scusa, vai avanti, al ritratto. Ritratto al primo, sì, del numero 2. Numero 2, eccoli qua i nostri personaggi, eccolo qua. Da Pandam al testamento, secondo me, si può collocare il ritratto. Perché? Perché ovviamente ha fatto il testamento e qui si fa fare anche il ritratto per riaffermare questa sua presenza. Allora io adesso vi elencherei velocemente quali sono gli elementi per cui io penso si possa dire con Luigi Bailo che era effettivamente il ritratto di Bartolomeo Cappello. Perché, velocemente, è stato trovato il Palazzo Trevisan Cappello dove lui è morto e dove risiedeva la famiglia, già questo. Ha la Stola d'Oro, che era di senatore, del cavaliere della Stola d'Oro, e il figlio era morto giovane, a 48 anni, questo può avere 48 anni, credo, quindi e tra il cappello e tra i discendenti non ci sono più stati senatori della Stola d'Oro. Ancora, nell'inventario di cui vi parlavo prima del 1659 si citano numerosi ritratti di casa cappello e casa medici, grandi, ce ne sono ben 13 in una stanza, grandi, con figure in piedi e soasa dorata, quindi potrebbe essere stato uno di quelli. E poi Steno Zanandrea, che doveva venire ma non è venuto, mi ha fatto avere la trascrizione della relazione manoscritta di Luigi Bailo quando va in Palazzo Trevisan Cappello a redigere il primo inventario.
Questa relazione è importantissima perché Bailo qui descrive i quadri come li trova e dice che la posizione, questo è trovato, era appeso alla parete grande di fronte alle finestre, quindi proprio la parete dove di solito nelle gallerie si mettevano i quadri più grandi e gli antenati, i personaggi importanti della famiglia, proprio lì. Era di grandi dimensioni, difficile anche spostarlo, questo è il motivo. C'era il fideikommisso per cui difficile venderli questi quadri. Si può pensare quindi che siano sempre stati quelli del cappello. E con Bailo vanno a fare l'inventario anche due personaggi importanti che sono il direttore delle gallerie, Barozzi, vado troppo veloce? Il direttore delle gallerie, Barozzi, e un antiquario Marcato che conoscevano il Sernagiotto, per cui probabilmente sono stati anche loro a dirgli: guarda che a noi il Sernagiotto ci hanno detto che questo è Bartolomeo. Sapete come succede nelle famiglie, no? Ci si tramanda la voce, questo quadro si dice a casa mia che sia Tizio. Siccome l'ultimo discendente dei Cappello, che era poi Mora, morto nel 1835, non sono passati poi centinaia di anni, c'è da pensare che effettivamente ci fosse anche una tradizione di famiglia. Ecco. Quindi un insieme di elementi, di dati anche archivistici fanno pensare che effettivamente Bailo avesse ragione. Scusa, c'è un'altra cosa, un altro documento, provo a scorrere un pochino, perché non ho fatto in tempo a inserirlo nella stampa, ma ti dico di quando fermati, ma assieme alla... è questo, eccolo qua. Ecco, ma a Firenze mi hanno mandato, perché gli avevo chiesto, l'archivio delle famiglie storiche fiorentine, mi ha mandato questa descrizione dell'aspetto fisico di Bartolomeo quando lui va a salutare la figlia che si sposa, che penso è un unicum, è l'unica descrizione intanto dell'incontro dei due. Viene da un archivio di una famiglia, la famiglia Del Riccio, ed è una lettera di un personaggio che era presente all'incontro e che descrive la scena a una sua conoscente. E nelle ultime righe dice: l'uomo è di circa 60 anni, quella prima, di circa 60 anni, corrisponde ovviamente all'età che aveva Bartolomeo quando la figlia si sposa, e di giusta statura, quindi non basso, non alto, di pelo nero, capelli neri, se vai avanti, la prima riga, ecco, di pelo nero mescolato a dei bianchi, se guardate il ritratto, ma soprattutto, scusa, dice anche e magro, e quindi è proprio, cioè sembra, poi nella storia dell'arte, Eugenio sa bene, tutto può succedere, per carità, però ecco, quindi dovrebbe effettivamente essere il nostro uomo. Scusa, se volevi tornare, ti faccio tornare un attimo al ritratto? Ci siamo? Vi siete stancati? Sì. Scusa, 5 minuti? Un minuto? Ancora 5 minuti. Sì, va bene. Allora, scusa se torni un attimo al ritratto solo. È il numero 2. Eccolo qua. Mi piace citare una frase di un critico d'arte che dice: i ritratti del Cinquecento, i ritrattisti del Cinquecento non sono macchine fotografiche, sono venditori di illusioni. Che illusione ci poteva vendere qua Bartolomeo, se è lui? L'illusione di essere ancora potente, di essere ricco. Guardate il drappeggio, Eugenio Manzato ha descritto bene, questa è in apertura del mio studio. Ecco, questa veste, le colonne, le tende, il rosso, l'orologio da tavolo che è rarissimo, l'abbiamo visto un po' di Pezzoli, è un pezzo rarissimo, che forse voleva dire anche tempus fugit, ma è anche un elemento di ricchezza, perché gli orologi da tavolo erano tutti diffusi. Sul bigliettino io leggo addirittura Vettor, cioè un riferimento al figlio, forse una raccomandazione, eccolo qua.
professor Marinelli dice: ma Domenico Tintoretto, che si dedicava soprattutto al volto, forse lasciava la bottega, il resto, ecco, riesce a cogliere un pochino, anche forse un po' la malinconia della cosa. La Sclosa dice: Domenico Tintoretto cerca l'esemplarità, cioè voleva essere un esempio di successo, e invece non lo fu esattamente, insomma. Ecco. Scusa, velocemente puoi andare avanti alla fine? Io vi dicevo che in realtà la mia ricerca era, ecco, questa in alto a sinistra è un affresco che è stato staccato e che è presente qui al museo, in un fregio stranissimo di cui non si è ben chiarita la provenienza, ma vuol dire che qui nel Trevigiano, perché anche nell'entroterra, sapete, la memoria della contessa viene cancellata in un attimo, perché la Serenissima è così, chi è perdente perde, e c'è anche Francesco in questo fregio, sono bruttini, però è strano che ci siano queste immagini rarissime di... Ecco, vi lascio con questa immagine dei due sposi di Pozzo Serrato. Pozzo Serrato forse aveva conosciuto Bartolomeo Cappello, perché secondo un documento che ha trovato lo Steno Zanandrea era qui prima del 72, addirittura, Pozzo Serrato in città. E perché vi dico? Perché sopra la sposa qui c'è un cartino che parla di una data 1593 o 95, è stato letto in due modi, ma 93 e 95 sono le date in cui si sposa quella famiglia famosa nipote, per cui la famiglia si era rovinata, perché nell'inventario del 59 c'è ancora scritto che c'è una proprietà a San Zenone degli Zerini vincolata alla dote di Pellegrina Cappello, e Manzato dice che dietro al crocefisso, che poi è stato tagliato, eccetera, si intravedevano delle montagne molto molto simili a quelle nostrane, quindi del Trevigiano. Le date anagrafiche non corrispondono esattamente, però a me piace pensare che queste effettivamente le date del matrimonio coincidono, sia proprio quella pellegrina, che ecco che allora vedete che se noi accettiamo che Bartolomeo, il ritratto sia di Bartolomeo, possiamo anche cercare, lo lascio ai ricercatori futuri, più giovani magari, cercare altri quadri, altri ritratti della famiglia Cappello oppure della famiglia Mora che è ereditato all'interno della padreria che è arrivata qui a cosa. Velocemente, se vai avanti, questo è l'articolo di Steno che rivede un po' l'arrivo di Pozzo Serrato, e Pozzo Serrato è questo, è quello del concerto. Eccolo qua. Io qui faccio una cosa, qui la dico, qui la nego, però se vai avanti, questo è il simbolo di Bianca Cappello, vai avanti, qui c'è lo snodo della sedia del concerto, c'è una figura che un mio amico che studia animali mi ha detto: guarda, è un cignoide, però è nero, ma sotto c'è una macchia che sembra un cappello. Allora, vabbè, anche Alessandro Dumas diceva: dove non arriva la storia arriva la fantasia, la butto là. Non è che, essendo Pozzo Serrato, conoscendo del cappello, cioè, anche questa immagine che secondo la professoressa Franca è un'immagine di concordia amorosa, di celebrazione di un momento, di un matrimonio, non volesse ricordare Bianca Cappello, però ovviamente siamo tra di noi, non lo scriverò mai perché non ho niente in mano, però può anche essere così. Va bene, vi ringrazio, la pazienza.